per seguire, siamo probabilmente pronti per seguire la gara dei 100 metri uomini. Prima corsia Luca Martorana, Iola Iglesia, in seconda Riju Jeji, Nigeria, in terza Sandro Floris, in quarta Giovanni Pugioni, in quinta Osmond Ezinwa, in sesta Jason Livingston, Gran Bretagna. Volta ce la fanno i atleti dei 100 metri a partire regolarmente. Attendiamo il via da parte dello starter ed ecco via ai 100 metri, velocissimo è il numero, sì, è proprio Osmond Ezinwa che va a vincere senza grossi problemi. Ancora dunque un successo per Osmond Ezinwa, davvero un grande protagonista. Legati in diretta con lo stadio comunale di Bula per la gara dei 200 metri maschile. Ricordiamo i partenti: Nicola Asuni in capobianco australiano 20,18, Giovanni Pugioni fiamme gialle, Sandro Floris 20,68, Sunday Bada nigeriano 20,28 e poi Giovanni Pau Esperia 21,04. Vediamo la videata dei partecipanti a questa gara. Seguiamo dunque i 200 metri maschili, gara che segna praticamente la chiusura di questa rassegna internazionale. Poi avremo i 200 metri donne serie regionale. Ecco che i due centisti sono pronti alla partenza, attesi alla prova Pugioni e Floris, ed ecco via i 200 metri piani. Ecco subito in evidenza il nigeriano Sunday Bada, recupera Pugioni, anche Floris, ecco Pugioni che si avvia a vincere questa gara davanti a Sandro Floris. Dunque Pugioni Floris terzo, Sunday Bada arrivato terzo e Giovanni Pugioni delle fiamme gialle ha vinto questa gara. Tempo 20,74 per Pugioni, non lontano dal suo record personale che è 20,68. Quindi primo Pugioni, secondo Sandro Floris, terzo il nigeriano Sunday Bada. Buona gara dunque dell'atleta sassarese, una sorta di riscatto, se così vogliamo, dopo la delusione patita da Atlanta nella gara 4%.